Hanno approfittato dell'assenza dei proprietari i ladri che hanno fatto irruzione nella villa Fadalti Mantovani all'incrocio tra Viale Nino Bixio e Viale Vittorio Veneto. Un colpo messo a segno e studiato nei minimi particolari. Il bottino è ingente, 250.000 euro. Ad accorgersi del furto, uno dei proprietari al rientro a casa, immediata la chiamata al 113. Sul posto, due volanti della questura ed i colleghi del reparto scientifico per rilevare eventuali impronte digitali o tracce biologiche dei ladri. I malviventi hanno passato in rassegna tutte le stanze fino ad arrivare alla cassaforte. Con un flessibile l'hanno tagliata sul fondo, asportandone il contenuto, orologi, collane preziosi per un valore stimato di circa 250.000 euro non coperto da assicurazione. La polizia in queste ore sta setacciando le immagini delle telecamere di videosorveglianza sia della villa che della zona per dare un volto ed un nome ai ladri.